forte vento ha spezzato un albero che ha tranciato i cavi dell'alta tensione, innescando un incendio gigantesco che ha coinvolto il bosco di San Lucano, Cenceniga, Gordino. A rischio evacuazione alcune abitazioni, immagini impressionanti. Pullman di studenti di Mestre si ribalta a Montebelluna lungo la Feltrina, 17 ragazzi feriti lievi. Sul posto vigili del fuoco e 6 ambulanze del SUEM, traffico bloccato. La morte di Gilberto Benetton, oggi la Camera ardente all'obitorio, tra i primi ad arrivare il nipote Alessandro. Venerdì, giorno dei funerali, sarà lutto nei negozi e nelle aziende e ci sarà la diretta di Antena 3. Riforma delle banche, di credito cooperativo, l'ex sindaco di Padova, il senatore Gottardo, spiega si rischia di compromettere, oltre che i risparmi dei veneti, la loro stessa autonomia. 25.000 islamici veneziani vogliono una moschea nella periferia di Marghera, l'appello della comunità musulmana in una lettera inviata a Zaia e a Brugnaro. Il comune di Padova modifica ancora una volta gli orari della ZTL, anche per il carico e scarico merci, e un fornaio colleziona ben 8 multe da più di 70 euro in 2 mesi. Giochi invernali 2026, oggi in Veneto i delegati del CIO, il governatore Zaia, l'Olimpiade sta diventando realtà. Buonasera, ben ritrovati in diretta con le informazioni Antena 3. Dunque subito le immagini e l'intervista che abbiamo registrato poco fa con il sindaco di Cenceniga, Mauro Soppelsa, perché come avete capito c'è un incendio devastante che sta preoccupando la popolazione in tutta l'area, con il rischio che si fa sempre più concreto di dover evacuare gli abitanti che stanno addirittura in questo momento a circa 1 chilometro e mezzo di distanza dalle fiamme, ma c'è un fortissimo vento in tutta la zona. Le fiamme che sembrano sprigionarsi da un cratere nel profondo della montagna e il fumo che nasconde il sole oscurando la zona sembrano gli effetti di un'eruzione a Sumatra, invece la nostra montagna tra Taibon e Cenceniga. Il bosco nella valle di San Lucano che brucia dalle 15:30, le fiamme spinte dalle raffiche di vento che soffiano a 100 km all'ora. Sembra sia stato innescato dalla caduta di un tronco sulla linea di media tensione che ha spezzato un cavo, in effetti c'è un cavo a terra. Sarebbero 3 i focolai che, alimentati dal forte vento, stanno diffondendo il fumo visibile lungo tutta la vallata fino ad Agordo. Luxottica ha sospeso la produzione, il sindaco di Taibon ha consigliato alla popolazione di restare in casa. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, anche da altre province, ma la zona è secca e brucia rapidamente dopo che l'incendio è scaturito da fondovalle. E quindi non si riesce a intervenire nell'immediatezza, perché finché ci sono queste condizioni non è possibile. Feriti le risultano no, giusto? No, è una zona disabitata. Il problema è che se prosegue così o gira il vento potrebbe interessare zona abitata. Al momento non c'è questo pericolo. L'assessore regionale alla protezione civile Bottacin ha inviato sul posto 2 Canadair, ma proprio le forti raffiche rendono difficoltoso il loro intervento e ora il timore è che le fiamme possano raggiungere i centri abitati a oltre 1,5 km di distanza. Stanotte noi con la protezione civile faremo dei turni di guardiania per tenerlo sott'occhio, insomma. Sarà dunque una lunga notte in quella zona, avete visto, sentito, adesso aspettiamo ulteriori aggiornamenti. E poi a Montebelluna la gran paura nel pomeriggio di oggi, quando un pullman a 2 piani con 57 bimbi a bordo si è rovesciato. Di paura, il pullman a 2 piani ad un tratto è uscito di strada e si è rovesciato su un lato. All'interno c'erano 57 studenti tra i 13 e i 16 anni, oltre all'autista e alcuni accompagnatori. Immediatamente sono stati allertati i mezzi di soccorso. La maggior parte degli studenti e degli accompagnatori sono appartenenti ad un istituto di Mestre. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, alcune ambulanze del 118 e l'elicottero del SUEM. Sotto shock i ragazzi rimasti intrappolati in un primo momento all'interno del mezzo, poi sono stati i vigili del fuoco ad aiutarli ad uscire uno a uno e a tranquillizzarli. Alcuni sono stati portati con un pullman nella caserma dei pompieri che si trova a poca distanza dal luogo dell'incidente, mentre 15 studenti sono stati raggiunti dagli uomini del SUEM per essere medicati. Con loro anche un'insegnante rimasta leggermente ferita. Per loro fortunatamente solo escoriazioni e contusioni. Ferito e trasportato all'ospedale invece l'autista del pullman. Le sue condizioni non sarebbero gravi. I ragazzi rimasti leggermente feriti
feriti sono stati comunque portati negli ospedali di Montebelluna, Castelfranco e Treviso per essere medicati. Per precauzione, una studentessa che ha riportato un trauma dorsale è stata trasportata in elicottero all'ospedale Treviso Cafoncello. Non si conosce ancora la causa dell'incidente, potrebbe essere stato un malore dell'autista o un guasto del mezzo. La feltrina è rimasta paralizzata per diverso tempo per permettere le operazioni di soccorso. Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi a Verona, coinvolte un'auto e una moto, perdere la vita il Centauro, feriti in modo lieve gli occupanti dell'auto, sul posto 2 ambulanze del SUEM. Adesso la morte di Gilberto Benetton, oggi la Camera ardente all'obitorio, venerdì sapete alle 11 il giorno dei funerali, sarà lutto nei negozi e nelle aziende, ci sarà anche una diretta di Antena 3 per seguire la cerimonia a partire dalle 10:45. La Camera ardente in obitorio, riservata ai familiari, agli amici più cari e a chi gli è stato vicino nella malattia. Il lutto di aziende e negozi venerdì nel giorno dei funerali, il silenzio al posto dei cori e degli applausi nel suo Palaverde. È un addio doloroso quello di Treviso al signor Gilberto, come lo chiamano nella nota diffusa nel pomeriggio dalla De Longhi Basket. Stasera è domenica in trasferta, lutto sulle maglie, lo stesso al Palaverde il 4 novembre quando sarà osservato un minuto di silenzio. La società parteciperà compatta ai funerali di venerdì in Duomo. Alla spicciolata solo pochi intimi all'obitorio, porta chiusa, guardie all'esterno. Il nipote Alessandro se ne va senza parlare, racconta chi era Gilberto Benetton, la signora Renata, da una vita al fianco suo e della moglie Lalla. Una persona così io non l'ho mai, ripeto, conosciuta, educata, umile, avrà fatto i suoi sbagli involontariamente sicuro, perciò tutte le maldicenze, dico la verità, sono proprio, bisogna conoscere la persona. Un ricordo affettuoso, accorato, un dispiacere sincero. 27 anni, addirittura sembrava che fosse timido nei nostri riguardi. Io le ho, per 27 anni ho usato tutte le camicie, tutti i vestiti, tutto quanto, perciò per me è come un parente stretto proprio. Perciò soltanto bene posso dire e basta. A celebrare alle 11 venerdì le esequie sarà Don Adelino Bortoluzzi, parroco di Santa Maria del Rovere, vicino a Gilberto fino alla fine. Un uomo ricco di sapienza, un vero signore e posso dire anche con una fede profonda. Io credo che deve essere un esempio per i giovani di oggi, un esempio di determinazione, di coraggio, un uomo che aveva il senso del rischio, un uomo onesto che ha vissuto sempre con un'etica e con il rispetto delle persone e delle istituzioni. Non possiamo dimenticare che la Ghirada è l'oratorio dei nostri tempi e lui lo ha fatto perché amava e voleva che i giovani crescessero nella capacità di giocare in squadra e di vincere le grandi sfide della vita che sono quelle più importanti delle vittorie sportive. C'è purtroppo un aggiornamento per quanto riguarda l'incendio ed è preoccupante. 2 ragazzi sono bloccati dalle fiamme dell'enorme incendio che divampa dal pomeriggio nella valle di San Lucano nella Gordino. I 2, informa il soccorso alpino, si trovano a circa 1650 metri di quota. Sapete che appunto l'incendio è divampato a valle per poi risalire a un fronte di oltre 1 chilometro. In contatto telefonico con i soccorritori sono stati guidati in una zona rocciosa lontana dalle fiamme. Al momento il soccorso alpino di Agordo e i vigili del fuoco, data l'impossibilità per i mezzi aerei di intervenire, stanno valutando le possibilità di avvicinamento a piedi e lo raccontavamo appunto nel servizio, l'assessore regionale Bottacina ha inviato immediatamente i 2 Canadair, ma con quelle raffiche a oltre 100 km all'ora è davvero complicato anche per piloti esperti intervenire. Ora proseguiamo la nostra inchiesta sulla riforma che riguarda le banche di credito cooperativo. Parla l'ex sindaco e senatore, ex sindaco di Padova, Settimo Gottardo, un'opinione sulla riforma delle banche di credito, ecco cosa ci ha risposto. È uno scandalo, è un esproprio della gestione dei propri risparmi contro gli interessi dell'economia veneta, dei piccoli imprenditori veneta, delle cooperative venete, è una cosa scandalosa, molto più scandalosa del sistema fiscale. Homo sine pecunia, imago mortis, il Veneto senza la gestione del suo denaro
è l'immagine della morte della sua autonomia. È duro Settimo Gottardo sulla riforma delle banche di credito cooperativo, una riforma che potrebbe compromettere, oltre che i risparmi dei veneti, la loro stessa autonomia. Sono assolutamente contrario a questa riforma, perché così come è fatta, dietro la motivazione, qualche volta anche fondata, che alcune banche cooperative non lo sono, ma questo non vuol dire niente, quelle che non sono cooperative verranno punite. Questa riforma però viene da lontano, dice l'ex sindaco di Padova, ed il rischio è l'impoverimento dei territori. È l'ultima fase di un episodio lungo un paio di decenni, per cui del Veneto è stato totalmente distrutto la raccolta e la gestione del risparmio veneto. Hanno cominciato con l'abolizione delle casse di risparmio, siamo all'inizio degli anni 90. I veneti da sempre hanno risparmiato e accumulato questo risparmio, ora c'è il rischio concreto che questo denaro venga predato. Lo stanno depauperando riducendo il Veneto a una prateria dove vengono i lupi a pascolare dalla Germania, dall'America, dalla Lombardia, da Siena, dalla Toscana. Noi non avremo più il controllo di un solo centesimo di risparmio veneto. Ma ti pare una cosa da niente questa? Ci sono 25.000 islamici veneziani che vogliono una moschea nella periferia di Marghera. L'appello in una lettera inviata al governatore Zaia e al sindaco Brugnaro. La comunità islamica di Venezia chiede una moschea. Il presidente dei musulmani, Sadmir Aliovski, ha scritto al governatore Luca Zaia, al sindaco Luigi Brugnaro e al prefetto Vittorio Zappalorto, invitandoli a un incontro per discutere del tema dei luoghi di culto. Magari all'inizio qualcuno ha pensato di affittare un garage che è per professare la sua fede, ecco, insegnare ai nostri figli, eccetera. Adesso, visto che si tratta di un numero molto elevato, diciamo, parliamo di 25.000 presenze soltanto in Venezia, questi luoghi sì, non possono fare altro che dare magari sospetto, perché entra, esce e non sai chi entra, chi esce. Grazie alle offerte dei fedeli, la comunità islamica ha già acquistato un capannone in via Lazzarini a Marghera, non distante dall'attuale moschea provvisoria di via Monzani, ritenuta insufficiente a ospitare le migliaia di fedeli che si radunano per la preghiera del venerdì. Abbiamo scelto un luogo lontano dal centro, spiegano, per creare il minimo disagio possibile alla popolazione. Abbiamo bisogno veramente di un luogo degno, aperto 24/24, controllato dai ordini di sicurezza, eccetera. E siamo disposti, diciamo, abbiamo i sermoni, diciamo, in lingua italiana dove si capisce cosa predichiamo, nessuna paura, basta avvicinarsi e scoprire chi siamo. Intendiamo aprire un dialogo col Comune che ci consenta di avere un luogo di culto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, concludono gli islamici. Ricordiamo che la libertà religiosa è un diritto inviolabile di ogni essere umano, riconosciuto a livello internazionale. Venezia è un mosaico, un bellissimo mosaico di tante chiese, bellissime chiese. Ci sono anche diverse sinagoghe, però manca questo ultimo tassello che dovrebbe essere una moschea. Così facciamo anche, presentiamo un biglietto di visita ai turisti che vengono ogni giorno dall'estero, 8 voli che arrivano da paesi islamici. Questi possono dire, ecco, una città tollerante, una città di pace dove ci sono tutti che possono praticare la loro fede indistintamente. A Vicenza adesso nuovo caso di violenza a Campomarzo. L'erba cattiva non muore mai e la violenza va ancora estirpata da Campomarzo. Per l'ennesima volta proprio nel parco di fronte alla stazione di Vicenza avviene un pestaggio. Questa volta la vittima è un marocchino di 28 anni che abita a Lugo. Ha raccontato di essere stato aggredito alle spalle durante un presunto tentativo di rapina. Nonostante le botte, il giovane immigrato è riuscito a raggiungere il piazzale della stazione dove ha lanciato l'allarme. Sul caso la polizia ha aperto un'indagine. Ora, nuova iniziativa delle associazioni veneziane contro la vendita del patrimonio pubblico in Laguna. Vediamo. Contro le alienazioni di immobili pubblici nel centro storico veneziano arriva la chiamata alle armi di comitati e associazioni, già protagonisti della battaglia contro la vendita dell'antico teatro di anatomia in Campo San Giacomo, meglio conosciuto come Osteria La Vida. I militanti che dopo lo sgombero del marzo scorso proseguono le attività in un gazebo di fronte all'immobile invitano la cittadinanza a partecipare all'azione dimostrativa prevista per sabato mattina alle 11.
fotografarsi con un cartello di fronte a uno dei molti edifici messi in vendita da comune, regione o altre istituzioni pubbliche. L'iniziativa incassa il plauso e il sostegno del presidente della Municipalità di Venezia, Giovanni Andrea Martini. Questa volontà di ognuno, ogni realtà associativa, ogni cittadino adottare uno di questi spazi è proprio un modo simbolico per dire la città è nostra, è anche nostra, quindi non può l'amministrazione privare i cittadini di questo. Una gestione scriteriata del patrimonio pubblico, sostiene Martini, negli ultimi anni ha sottratto spazi fondamentali non solo alle attività associative, ma anche e soprattutto alla residenza. Qui siamo a San Tommaso, per esempio qua attorno ci sono residenze ATER che sono chiuse da 4, 5, 6 anni. Potremmo fare un giro qua attorno e vediamo le imposte chiuse e sappiamo benissimo, i residenti, pochi rimasti, ci dicono ma questo appartamento da 4 anni è chiuso, da 7 anni è chiuso. Ecco, mi chiedo e ci chiediamo come municipalità, ma come mai queste residenze e appartamenti sono chiusi quando la richiesta, cioè è proprio un paradosso, cioè c'è la richiesta da parte dei residenti e ci sono le case pubbliche che rimangono chiuse. Il Comune cambia gli orari della ZTL, siamo a Padova, anche per il carico e scarico merci, così un fornaio di via Vescovado colleziona ben 8 multe da più di 70 euro in poco tempo. ZTL in centro, sempre più difficile lavorare, sempre più facile prendere la multa, soprattutto se vengono variati gli orari per il carico e scarico delle merci e nessuno avvisa gli operatori commerciali. Così Moreno Cavallini, fornaio di via Vescovado, tra luglio e ottobre ha già preso 8 multe. Ho beccato subito una multa il giorno che ho chiuso per ferie e poi subito ne ho preso un'altra quando ho riaperto. E poi quella volta alla settimana che faccio una spesa per il negozio e entravo di solito dopo l'una e per una volta alla settimana ho beccato un'altra multa continuamente, almeno per un mese e mezzo. 8 multe da 73,50 euro fanno quasi 600 euro totali. Prima l'avvio della ZTL serale fino alle 23:30, poi il cambio degli orari per il carico e scarico dalle 4 alle 11 e dalle 15 alle 16 e nessun avviso a chi ha bottega in pieno centro. Non mi è arrivato nessun avviso, infatti io sono stato anche in ZTL e da come ho capito stanno già mandando adesso delle PEC per avvertire anche altri che evidentemente sono stati sanzionati. Adesso, che vuol dire però 3 mesi dopo la variazione degli orari della ZTL, un tiro mancino da 600 euro che a una piccola attività può solo fare danni. Le sanzioni pesano e in questi tempi poi lo sapete tutti, insomma, com'è. Pochi istanti di pubblicità e poi sentiremo le parole del governatore Zaia su un tema importante per le mamme. Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto, il governatore Luca Zaia risponde alle mamme che sono allarmate per le criticità di pediatria a Campo San Piero nel Padovano e hanno raccolto 20.000 firme. Come promesso, il presidente del Veneto Luca Zaia ha incontrato una rappresentanza delle mamme che si battono a sostegno del reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Campo San Piero. Il reparto ha perso 7 pediatri in 7 mesi e se ne teme un ridimensionamento. Dopo una folata manifestazione il 29 settembre, alla quale si erano uniti tanti cittadini, medici, infermieri e i sindaci del territorio, era stata anche promossa una petizione che aveva raggiunto in poco tempo 20.000 firme. Pediatria a Campo San Piero, questa petizione avete accolto le mamme, com'è andata? Benissimo, benissimo, perché basta parlare con le mamme che sono le uniche che hanno il termometro, no? Penso che abbiamo trovato la quadra e in una settimana sistemiamo tutto. All'incontro erano presenti anche l'assessore alla sanità Luca Coletto, il direttore generale Domenico Mantoane, dell'ULS 6 Euganea Domenico Scibetta, oltre ai sindaci di Campo San Piero e Villanova Katia Maccarrone e Cristian Bottaro in rappresentanza degli 11 comuni della federazione. Zaia ha assicurato l'impegno della regione a risolvere l'attuale carenza di medici pediatri al Pietro Cosma. Ci sono delle criticità, una per tutte è che mancano i pediatri. Mancano i pediatri in Veneto, se non ricordo male in Veneto su 385 pediatri assunti ne mancano 73. Cos'è una youtuber? Marzia Bisognin, vicentina di Arzignano, più famosa evidentemente di Chiara Ferragni perché ha 7,5 milioni di follower, di persone che la seguono su YouTube appunto, ma la sua decisione è drastica. Hey
Lei è Marzia Bisognina di Arzignano, 26 anni appena compiuti, è all'attivo 7 milioni e mezzo di seguaci su YouTube, canale sul quale parla di tendenze, moda, cucina. Video che l'hanno resa la youtuber italiana più famosa al mondo, ma all'improvviso Marzia ha capito che questa sua realtà le stava stretta e così, proprio utilizzando YouTube, ha pubblicato quello che è stato il suo ultimo video per dare l'addio ai suoi amici virtuali. Ad un certo punto, spiega Marzia, ho sentito che c'era qualcosa di sbagliato, era tagliata fuori dal mondo, mi mancavano le mie amicizie e allora ho capito che ero chiusa in una bolla confortevole, ma non era giusto vivere così. Durante quest'anno ho faticato a trovare una ragione per continuare, ma ho amato ogni singolo momento della mia esperienza. È stato bellissimo condividere le mie esperienze con i follower, continua ancora Marzia, ma ho capito che era arrivato il momento di fare qualcosa di diverso. Qualcuno di voi potrà essere arrabbiato con me, ma ho bisogno di essere onesta, di trovare la mia strada perché per molto tempo mi sono sentita come se stessi seguendo quella di qualcun altro. Una decisione che non sarà stato certo semplice prendere per Marzia, ma che ora le consentirà di vivere una vita come quella di tutte le sue coetanee. Centinaia di veneti calati a Caserta, nella splendida Reggia, alla presentazione della collezione natalizia. Vediamo di chi. Siamo in un posto meraviglioso alla Reggia di Caserta, patrimonio dell'UNESCO, e festeggiamo i 20 anni del Toon Club, una festa con 5.000 amici. Tra loro centinaia di veneti appassionati agli oggetti in ceramica dell'azienda Bolzanina, alcuni veri e propri collezionisti che non hanno voluto mancare all'appuntamento di Caserta. Per l'evento sono arrivate iscrizioni da ogni provincia della nostra regione, di chi in treno, in auto o in pullman ha raggiunto la Campania per assistere in anteprima alla presentazione della nuova collezione di Natale. Abbiamo un momento molto importante perché non abbiamo soltanto consumatori finali, ma abbiamo anche rivenditori che per la prima volta vedono la collezione natalizia. Pensate che in questo momento a Feltre e nella zona in cui, nella Gordino, ci sono addirittura 29 gradi, un caldo insolito appunto dovuto a questo forte incendio boschivo di cui vi abbiamo parlato, e le operazioni di spegnimento stanno procedendo, battuti tutti i record delle massime per ottobre nella zona, un forte vento che ancora ha soffiato in quota e nelle valli. Vi ricordo i due ragazzi che hanno raggiunto una zona sicura sulle rocce proprio perché accerchiati dalle fiamme. Legittima difesa con l'avvocato Fabio Pinelli, in collegamento telefonico al senatore padovano della Lega Andrea Ostellari, relatore del disegno di legge sulla legittima difesa. Questa sera gli ospiti di 20 e 10. È tutto, grazie per averci seguito, adesso le previsioni del tempo, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni sarà una bella giornata all'insegna del sole, ma vediamo il dettaglio di giovedì 25 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Qualche nube in più al pomeriggio sui settori montuosi, ma senza altre conseguenze. Temperature gradevoli con minime tra 7 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 18 e 21 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo risulterà al massimo poco nuvoloso al mattino, qualche addensamento in più a partire dal pomeriggio, specie sui rilievi, ma il tempo si manterrà generalmente asciutto e stabile. In nottata prime piogge sparse possibili un po' ovunque. Temperature stazionarie con minime tra 8 e 11 gradi. Massime oscillanti invece tra 18 e 20 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi sui settori alpini di confine al mattino, anche con isolati fenomeni associati. Maggiori spazi soleggiati invece nella seconda parte della giornata, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature molto miti con minime tra 6 e 8 gradi, massime comprese invece tra 23 e 25 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.